tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Continua lo speciale dedicato alla carbonaia e continueremo in questa seconda puntata a scoprire insieme a Zenò altri fatti molto interessanti di questo antico mestiere e tradizione. Guarda, ho scoperto questa parola. Ecco un'altra cosa. Sì. Figurati che i nostri colleghi amici francesi dell'Alsazia fanno ogni 2 anni due carbonaie enormi per 2 farmacie tedesche, una nella zona, o un gruppo di farmacie, una nella zona di Colonia, una nella zona di Francoforte, con il legno di betulla. Il legno di betulla, che per il carbonaio è un legno molto semplice, insignificante, che non ha chissà che cosa, però a livello medico sembra che abbia dei poteri particolari per determinati disturbi di stomaco. E queste farmacie ogni 2 anni fanno fare una carbonaia enorme, praticamente. Cosa sarebbe una carbonaia enorme, tipo metri? Una carbonaia enorme sono 30 metri cubi di legna minimo. Wow! Cioè circa 10 volte più grande no, 10 volte no, ma insomma 7-8 volte più grande di quella che facciamo normalmente noi. Ma incredibile. Ok, ma loro hanno impianti adatti per fare questo, cioè noi siamo artigiani, tra virgolette, cioè noi, ripeto, loro gli portano la legna col camion, gliela preparano, hanno le cosiddette carrucole che gliela portano dove vogliono loro, noi invece ci arrangiamo con quello che abbiamo lì, insomma. Ma diverso, sono strutture immagino diverse. Sono curiosa di questa parola, dimmi cosa significa, poiat. Allora, il poiat è il nome ladino di zoppè di Cadore della carbonaia. Tra le altre cose c'è anche un modo di dire fai un poiat, no? Il poiat voleva dire che uno in casa aveva un fumo enorme, faceva tutto un fumo, no? E quindi ecco che lo congiungiamo, no? Ecco perché anche il museo etnografico si chiama Museo etnografico al Poiat, perché è il centro di tutta la storia su cui è basato il paese. Ecco. Quindi questo qua è chiaramente molto importante. Poi ci sono delle sfumature simpaticissime anche, perché per esempio abbiamo conosciuto una signora che si chiamava Nina Zoppè ed era di Poiatte. Poiatte è una località vicino al lago di Santa Croce dove probabilmente facevano tanti poiat, e lei ha fatto per una vita intera la carbonaia. Guarda! Quindi ci sono anche donne che fanno questo mestiere, no? E lo facevano. No, ma che interessante vedere anche un mestiere antico, tutto al femminile anche, perché le donne sono certamente bravissime. Ma sicuramente lo fanno più bello di noi le donne, come poiat. È bellissimo il poiat. No, ma è veramente incredibile quello che ci racconti, e anche per noi che non conosciamo certamente tanto come voi scoprire le profonde radici storiche che ha, anche come si viveva e quanto utile era questa tradizione, e come oggi anche forse già non è così attiva, perché abbiamo altri modi di avere il carbone, no? Certo, però c'è da dire che sono 2 cose molto diverse. Allora, innanzitutto il carbone vegetale oggigiorno lo adoperano in pochi, più che altro si adopera per fare le grigliate. Come qui in Argentina, che abbiamo anche una sarebbe di l'assado, di barbecue, che figurati. Esatto, quindi dovreste ricominciare a fare la carbonaia. Ma sarebbe molto interessante. Perché? Abbiamo con le braccia aperte anche, iniziamo così questa ma tradizione di carbonaia, sarebbe molto simpatico, molto bello. Figurati che in Svizzera, mentre eravamo lì a un raduno, parlando con un forestale, avevo chiesto se davano il permesso o c'erano difficoltà per fare queste carbonaie. E lui mi ha detto no, l'importante è che sia gente che lo sa fare, quindi tengono le cose sotto controllo, quindi noi non abbiamo niente di in contrario. E poi mi fa, ascolta, perché voi italiani, che avete la miglior cucina, come fate per fare una grigliata?
Ho detto, normalmente la gente cosa fa? Prende la legna, giusto? Da fuoco, aspetta che sia pronta la brace e poi magari ci metti sopra la bella bistecca che magari hai pagato fior di quattrini, no? E succede che tutti i residui dannosi ancora della combustione entrano nella carne che mangi. Invece se tu la fai con la carbonella, e cioè con il carbone vegetale, come ti dicevo prima, si può mangiare, praticamente il procedimento chimico di combustione negativa è già uscito, anche perché adesso ti spiego come si costruisce una carbonaia, no? Quindi non entra dentro la parte tossica della carne che mangi, ed è per quello che sarebbe consigliabile adoperare il carbone vegetale per fare tutte le grigliate, specialmente l'asado, come dite voi, che sicuramente è speciale. Il nostro stupendo asado. Sei mai stato qui in Argentina, qui alla fine del Purtroppo no. Già, quando non si sa mai. Ecco, certamente, speriamo che un po' questa pandemia alla fine poi vediamo. Io ho una curiosità, tutti i legni possono essere carbone? Ci sono alcuni sconsigliati? Qual è il miglior legno? No, guarda, il legno, come dicevo prima, il legno migliore almeno era il faggio e il leccio, però si può fare con tutto. Addirittura abbiamo conosciuto dei ragazzi egiziani che fanno la carbonaia con il papiro. Adesso non so spiegarti di preciso il motivo, ma ogni 2 anni, se non erro, il papiro deve essere tagliato o per essere rinnovato, quindi sul Nilo, non te lo so spiegare di preciso questo. Però questi ragazzi qui, scoperto in Germania come faceva la carbonaia, vanno in Egitto, si informano e loro praticamente hanno il legname, quindi il papiro, che non è chissà che pianta, no? Gratuito, e fanno la carbonaia con questo. Addirittura avevano fatto questo 4 anni fa, avevano presentato l'incontro europeo in Francia e dicevano appunto che avevano un contratto e mandavano tot container di carbone, di papiro in Europa. Guarda, quindi si erano inventati un lavoro. Ah sì, non l'avevo mai sentito, carbone di papiro. Guarda, neanch'io, quindi tu hai veramente tante conoscenze e ti ringrazio anche di condividerle con noi, perché è veramente molto interessante sapere di più su questo antico mestiere che era un po' parte della vita quotidiana da un po' fa, tanto prima, no? Quindi veramente è molto bello, e anche vedere come unisce un po' l'Italia, Germania, Austria, Svizzera, come ci hai raccontato. E so che anche tu sei presidente dei carbonai solamente, diciamo, in Italia, ma anche hai un legame con l'Europa. Qual è? Ma il legame con l'Europa è che, ti ho detto, avendo la fortuna di avere come seconda lingua il tedesco, sono entrato a far parte del direttivo europeo. Il mio mandato scade quest'anno e ci sarà adesso a settembre, ci sarà il nuovo incontro europeo, sempre nella Germania dell'Est quest'anno, a metà settembre, e mi hanno già chiesto se mi ricandido. Probabilmente sì, perché se non c'è qualcun altro che prende il mio posto, tenere il posto un italiano sarebbe sempre bene, insomma, ecco. È un orgoglio anche. Sono in compagnia di un amico francese, il vicepresidente è una donna svizzera, e quindi dai, e poi abbiamo conosciuto un gruppo di persone semplici, umili, che ci hanno accolto in un modo straordinario, e si è creato veramente un legame interessante che ancora ho. Ma anche ogni tanto via WhatsApp, via mail o così, hai contatto con questa gente che ricorda Zoppè, che ricorda il carbone, queste cose qui, insomma. Che bello, quella anche comunità. Ho visto che recentemente, in alcune foto che mi ha regalato il nostro amico in comune, il caro Fausto Bortolot, come si vive, ti voglio chiedere, no? Come si vive oggi ancora a Zoppè di Cadore questa antica tradizione? Ma guarda, l'antica tradizione a Zoppè, se non fossimo in 4-5 che ci siamo messi di puntiglio di rifarla, di mantenerla viva, sarebbe veramente morta. Anche perché
immagina che quest'anno cerchiamo di non tagliare piante per rovinare il bosco e tutto quanto, quindi noi abbiamo adoperato la maggior parte delle piante della tempesta Vaia che è stata 2 o 3 anni fa. Quindi abbiamo adoperato piante schianti, quindi non neanche piante di prima scelta, ecco, no? Certo che il lavoro non è facile. Non è facile perché praticamente abbiamo fatto circa 4 settimane nel bosco. Le prime 3 si andava e tornava, si andava a dormire a casa la sera, si andava anche all'osteria, ma poi da quando si è costruita la carbonaia e si è accesa, devi stare lì giorno e notte perché devi stare attento perché potrebbe prendere fuoco. E difatti quest'anno abbiamo avuto diversi problemini che non ci aspettavamo, perché essendo stato portato via dalla tempesta Vaia una parte del bosco, la situazione climatica di quel luogo era cambiata. C'era troppo vento, di notte c'era troppo vento freddo, quindi dovevamo chiudere i buchi e fare riposare la carbonaia, non farla andare troppo forte perché altrimenti avrebbe potuto anche incendiarsi. E quindi c'erano, come succede, che è normale, quando costruisci una carbonaia, e adesso ti spiego un attimo anche come si fa in poche parole. Allora, la parte principale è quella di creare la cosiddetta YAL, che è lo spiazzo, che è sempre un cerchio, ok? Poi ci sono anche altri modi di fare la carbonaia, perché si può fare anche sottoterra o come parallelepipedo che fanno per esempio in Svezia, e sono cose che però abbiamo visto fare e noi non le abbiamo mai fatte. E sappiamo che si possono fare. Quindi si fa un cerchio, si mette un centro in mezzo, si tira lo spago attorno e questo cerchio si tira via tutte le zolle. Normalmente la zona dove si fa la carbonaia è nera perché sotto c'è carbone e c'è terra vecchia delle carbonaie precedenti. E questo serve e va bene perché questa terra qui così è cosiddetta terra refrattaria. Terra refrattaria serve per coprire poi la carbonaia, specialmente nel momento in cui dovesse piovere, l'acqua è tipo impermeabilizzata e quindi scende giù e non rovina, al più che non ci siano degli scrosci tremendi. Quindi si procede poi, una volta fatto questo cerchio e tolta la terra, all'interno si crea il camino. Si crea un camino con 4 bastoni in alto, dell'altezza che decidiamo che arrivi la carbonaia, e si cominciano a prendere la legna che abbiamo tagliato in precedenza, che vengono fatte le cosiddette bore, cioè le bore sono dei pezzi di tronco che poi vengono tagliati in 4 o in 6, no? Quindi a spicchio, per poter poi appoggiare a con una pendenza circa di 45 gradi, o forse anche meno, al camino. E quindi deve essere riempito tutto attorno. Immaginiamo di creare un cono tutto attorno a questo camino senza cercare di lasciare dei buchi, perché i buchi sono pericolosi in quanto entra dell'ossigeno e l'ossigeno potrebbe da un momento all'altro far incendiare il legno, perché il legno non deve bruciare, non deve assolutamente bruciare, non ci deve essere fiamma. E quindi si crea un primo cerchio. Creato il primo cerchio, poi si sale e si crea un altro cerchio e si potrebbe crearne anche un terzo. Noi ci fermiamo normalmente al secondo, quindi diciamo che la nostra carbonaia ha un'altezza di circa 2 metri, 2,30 metri, 2,50 metri più o meno, insomma, no? E lì si chiude. Una volta chiuso, cioè il cerchio, anche il secondo cerchio, arrivato all'altezza di circa 2,5 metri, si comincia con coprirla tutto con le frasche di pino. Quindi vengono inserite una per una dentro tra le varie fessure del legno e questo serve per poter poi metterci sopra la terra che così atticchisce e non cade giù. La terra deve essere battuta, deve essere riempita, quindi ha praticamente uno spessore di circa 2 centimetri, più o meno, alcune volte anche di più, e viene coperto tutto quanto. Quando è tutto coperto, si sale sulla cima della carbonaia
e nel camino si buttano dentro i pezzi di legna secca, deve essere più secca possibile perché deve fare combustione. Combustione cosa vuol dire? Deve creare la brace dentro. Quindi si riempie, si dà da mangiare alla carbonaia, si suol dire, finché il camino è ben infuocato, ben acceso. Dopodiché si chiude. Quindi si chiude e quindi viene soffocato, il fuoco deve essere soffocato, ricoperto di zolle di terra, ricoperto di nuovo di terra ed essere ben chiuso. A questo momento si cominciano ad aprire dei fori che da noi si chiamano rastole. Le rastole sono dei fori fatti con un bastone che viene fatto apposta e quello ci dà la possibilità di capire a che punto è il carbone, cioè la carbonaia come sta procedendo. Quindi si fanno questi fori, da questi fori inizialmente esce del fumo, ma poi il fumo diventa sempre più chiaro finché esce, praticamente esce vapore acqueo. Ok? Quindi non inquina più di tanto, perché la gran parte di quello che si vede uscire è vapore acqueo, a parte la parte iniziale dove praticamente comincia diciamo a bruciare, no? Bruciare tra virgolette, senza fiamma, no? Sono curiosa, e quindi, la fonte del caldo è quella che è all'interno del camino, vero? Sì, e poi si espande. Esatto. Dal centro del camino il calore si espande e comincia a tra virgolette, cucinare la legna che c'è attorno. Sì. Okay? E quindi una volta che il fumo diventa trasparente, ecco che si fanno degli altri buchi circa 20 centimetri più sotto e così via, finché si arriva giù in fondo. Mm-hmm. E poi anche quando tu metti dentro il bastone, che alcuni chiamano anche il furigon, non è detto da noi però, non è un termine nostro, si entra dentro e si capisce anche a che punto è il carbone, lo senti scricchiolare mentre penetri con il bastone, no? E quindi scende. Oltre a questo, nella base vengono fatte, dipende dalla carbonaia da quanto grande è, ma minimo 4 aperture un po' più grandi per dare aria, ma non troppa, non deve essere proprio aperta del tutto, deve essere tutto controllato. Ed ecco che alla sera però bisogna richiudere tutto. Chiudere tutto perché cambia la temperatura, cambiano i venti e quindi praticamente bisogna stare molto attenti perché potrebbe incendiarsi da un momento all'altro. Quindi devi stare lì. Cosa succede? Succede che può una parte anche implodere, cioè cadere all'interno perché brucia di più o si consuma di più, tra virgolette, che da un'altra. Quindi deve essere pronto, aprire, mettere dentro legna nuova, chiudere di nuovo con zolle, chiudere di nuovo con la terra. E naturalmente devi sempre avere l'acqua a portata di mano perché se l'ossigeno entra dentro al momento sbagliato, tac, ecco che prende fuoco. Ma che precisione, anche quasi scientifica, no? E quanta bellezza c'è in quella esperienza, in quel mestiere di sapere il punto giusto, come tanti altri mestieri artigiani anche, no? Che sanno quando fare certa cosa. Quando tu dicevi questo di inserire il bastone, pensavo a un paragone diverso, no? Ma mi viene in mente quando, non so, per esempio in famiglia, con la nonna, con la mamma si faceva il pan di Spagna, no? Per esempio tu dovevi inserire un piccolo pezzo di legno, un coltello, per vedere il punto giusto, no? So che è diverso, ma mi è data tanta simpatia vedere come l'idea è quella. Si deve controllare, no? In tante case italiane, bellunesi, argentine anche, certo. Quello. È molto interessante e mi dispiace sentire che forse non tante persone vanno avanti, continuino con questa antica tradizione. E ti chiedo in quel senso, Zeno, vedi qualche interesse nelle nuove generazioni, qualche curiosità forse? Dovrei mettermi a piangere a questo momento. Oh no, non piangere! No, nel senso che quest'anno abbiamo 2 o 3 persone nuove che sono entrate, tra cui un giovane, a darci una mano, ed è stato molto bravo e si è dato molto da fare. È stato una bella esperienza anche per lui e per noi vederlo, però purtroppo vedo che come in tante cose l'interesse è minimo, è troppo poco. Non riesco a capire
perché la gioventù non voglia capire come mai sono arrivati oggi ad avere lo smartphone in mano, ma sono passati tutti dalla carbonaia, dal gelato, da tutti questi lavori, no, manuali che c'erano una volta. E quindi questo mi fa un po' pensare che sarà difficile, no? Certe volte mi sento come Don Chisciotte. Ah, guarda. Eh sì, e ti dico che anche questi mestieri si facevano non tanto tempo fa, non stiamo parlando di una cosa che diciamo si è smesso di fare 300 anni fa, che dice, beh, guarda, ma è una cosa che anche in questi tempi di pandemia, dove in tanti si sono recati a tradizioni o avevano subito il bisogno di fare cose come si facevano prima. Penso quando uno cucinava, che in tanti non si ricordavano, non avevano imparato a cucinare perché potevano andare a comprare. La gente oggi veramente va ad andare a comprare il carbone quando ha necessità, ma come dobbiamo avere persone che sappiano in questi tempi moderni, nei giorni d'oggi diciamo, e saper fare questo mestiere, saper fare queste cose. Certo. Purtroppo la velocità dell'espansione economica è troppo veloce e fa dimenticare determinate cose che alla fine erano e sono essenziali per la vita dell'uomo, no? Certo, saper lavorare il legno. Perché se noi pensiamo... Sì. Mi viene da pensare, no? E questo sicuramente lo fanno le nonne anche ancora in Argentina, quando facevano fuoco nella stufa, poi quando la pulivano, cosa facevano? Prendevano la cenere e la buttavano nell'orto. Sì, sai che anche noi, mi permetto, faccio una pausa, anche noi in famiglia, quando facciamo l'assado argentino qui, sempre con la mamma Patrizia prendiamo le ceneri per utilizzarle, e anche è un perfetto esempio di come quello della natura torna nuovamente alla natura, è come un perfetto circolo, quindi grazie per menzionarlo, veramente è così. Sì. No, ma sono cose così, insomma. Geno, ti domando, c'è qualche sito web forse dell'Unione o del museo che possiamo visitare? Allora, noi avevamo un sito del Museo Etnografico di Zopé, che però purtroppo per questioni di costi non è più stato rinnovato, e comunque c'è il sito europeo, e questo te lo faccio avere perché il sito sì, lo mettiamo. Europäische Köhlerverband, no, .com, te lo mando, e quindi lì trovi tutte le informazioni che vuoi, insomma. Sarebbe stupendo. Bene, Zeno, veramente è stato un piacere condividere oggi questa puntata con te. Sei stato bravissimo, hai spiegato e raccontato un sacco di cose. Veramente ti ringrazio per il tuo tempo, la tua simpatia, la tua disponibilità. Già verso la fine vuoi inviare un saluto per tutti i bellunesi nel mondo che ci stanno sentendo? Ma sicuramente sì. Ma come bellunese nel mondo sono anch'io bellunese nel mondo. Oggi sì. Sono in Germania, domani sono di nuovo in Italia, quindi giriamo. Un abbraccio a tutti quanti, e io lo so perché nel cuore di tutti gli immigranti non si dimentica mai le radici, però un abbraccio a tutti, e quindi dai, avanti e testa alta, forza Belluno, forza le Dolomiti e via. Ecco, stupendo. Qualche saluto in tedesco per i nostri ascoltatori in Germania? Ci vuoi dedicare? Liebe Freunde, wünsche euch alle einen schönen Abend, einen schönen Tag. Ich habe ja heute viel auf Italienisch gesprochen über unseren Köhlerverband. Und es gibt eine Webseite, wo Sie alles erreichen können, wo Sie alles natürlich verfolgen können. Das ist die europäischeköhlerverband.com. Da finden Sie alles Mögliche. Und wie man bei unserer Tradition sagt, ein Köhler grüßt alle mit einem Gut Brand. Ecco. Il saluto ufficiale dei carbonai è questo: Gut Brand. Brand cosa sarebbe? Tradotto vuol dire buona combustione. Oh, ma che bello! Non sapevo. Avevo capito good, penso, ma è un po' dall'inglese che parlo, ma veramente è stato bellissimo. Ti ringrazio, Zeno. È veramente stato un piacere, quindi ti ringrazio. Ma io sono a disposizione
E adesso, come ti ho dire. detto, a metà settembre abbiamo l'incontro europeo qui in Germania. Se vuoi che ci sentiamo magari dopo per raccontare qualcosa di quello che è successo, se ci sono novità o cose del genere, io volentieri, insomma. Ma Per i certamente. bellunesi del mondo io sono qua. Ecco, stavo giusto per invitarti a partecipare in un altro incontro, parlando anche di altri argomenti, perché è stato veramente un piacere. Si vede la tua passione, la tua energia, la tua capacità anche, quindi ti ringrazio, Zeno. Anch'io approfitto per inviare un saluto a voi, cari bellunesi nel mondo. Ci risentiamo la prossima puntata. Intanto io vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci, amici. E come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.